Si chiama Progetto Cittadinanza Globale, perché lo scopo è quello di ampliare gli orizzonti dei ragazzi, facendogli percepire l'appartenenza alla comunità europea. Sono lezioni ed attività extracurricolari divisi in 3 differenti moduli, ognuno affidato ad un esperto. Il modulo economico, che racconta come l'Unione Europea affronti la sfida della globalizzazione, il modulo istituzionale, che tratta le tematiche del civismo e della partecipazione attiva, e il modulo dedicato all'apprendimento della lingua francese. Io l'ho voluto perché nelle ore mie del mattino, perché io sono docente di diritto ed economia, non ho il tempo di affrontare alcuni argomenti che sono molto interessanti a mio avviso ed è doveroso che da noi, da parte delle istituzioni, vengano fornite ai ragazzi. Ma soprattutto è la metodologia con la quale viene offerta questo contenuto che si vuole innovativa. Da una parte per poter combattere il problema della dispersione scolastica, ma dall'altra anche perché comunque con metodologie innovative si riescono a volte ad apprendere concetti che dal punto di vista frontale, formale, sfuggono alla comprensione per lo più. Non solo lezioni frontali in cui affrontare temi che nell'orario scolastico non trovano spazio, ma attività trasversali che prevedono anche visite a luoghi significativi delle istituzioni europee. La maggior parte delle ore non si svolgono a scuola, alcune si svolgono per esempio all'aria aperta, per esempio al Parco Nelson Mandela, altre il progetto ha un finanziamento, quindi ci consente di recarci anche per esempio, andremo fino a Pisa, dove nella Scuola Superiore Sant'Anna si trova il Centro per gli Studi Europei e andremo anche a Como, a Milano, all'ufficio italiano del Parlamento Europeo. E poi anche in Confindustria a Genova. Genova è la capitale della cultura d'impresa quest'anno.